Veneto e autonomia, il premier Paolo Gentiloni in visita stamane nel Veneziano e nel Trevigiano apre alla trattativa, disposti a fare passi avanti ma nel rispetto della Costituzione, no alle lacerazioni. La richiesta di un Veneto a statuto speciale infiamma il dibattito, critiche da più parti ma il governatore va avanti, nessuna provocazione, richiesta legittima, entro un mese si apre la trattativa sull'autonomia. Chi ha votato domenica è la minoranza intellettuale, Imona. Le parole di Oliviero Toscani a Radio Padova sollevano nuove polemiche sul fotografo che aveva dato degli ubriaconi ai veneti. Tragedia in Austria, giovane studente vicentino all'estero per l'Erasmus precipita in un crepaccio durante un'escursione e muore, il cordoglio dell'Università di Padova. Traffico illecito di rifiuti speciali dal Veneto alla Puglia, scoperto dalla Guardia di Finanza di Treviso, 25 imprenditori denunciati, 3 di questi interdetti per un anno dalle loro attività. Caso ex Popolari, l'associazione Zerino Terzo da Onara pronta ad acquisire le azioni dei risparmiatori traditi dagli istituti di credito e disperati. Incontro tra i vertici della sanità regionale e i medici di base, aperto un tavolo di confronto ma i camici bianchi non mollano sulla protesta, il 4 novembre manifestazione regionale a Padova. 100 anni fa, il 24 ottobre 1917, la rotta di Caporetto, sconfitta destinata a diventare storica, esiti devastanti ma fu l'inizio della riscossa di un popolo. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano anche stasera il referendum sull'autonomia, perché oggi in Veneto è arrivato il premier Gentiloni, prima nel Veneziano, poi nel Trevigiano, e proprio il Presidente del Consiglio ha dato la prima risposta agli oltre 2 milioni di veneti che domenica hanno votato sì alla richiesta di una maggiore autonomia. Allora sentiamo che cosa ha detto il Presidente del Consiglio nel nostro servizio di apertura. Io guardo davvero con interesse, con rispetto, con disponibilità a questa discussione che si è aperta in seguito anche ai referendum sul tema dell'autonomia, della possibilità su alcune materie di fare dei passi in avanti sul terreno delle autonomie, su alcune funzioni da parte delle regioni. Il governo è pronto a un confronto di merito su queste questioni. Quello sull'autonomia è un confronto utile e il governo avrà su questo la massima apertura. Lo promette il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Porto Marghera per visitare la bioraffineria di Eni. Alcune funzioni possono essere rese più efficienti da un maggior ruolo autonomo delle regioni? È possibile, anzi è probabile. E discuterne è utile per il Paese. Vedremo quali funzioni, vedremo a quali condizioni. Chiunque conosca l'amministrazione pubblica, puntualizza il Premier, sa che sarà una discussione complessa e non una cosa che si fa in 5 minuti con 2 battute, ma siamo pronti. Non abbiamo però bisogno di ulteriori lacerazioni. Deve essere molto chiaro che quello di cui si discute è l'efficienza del nostro sistema, si discute di come far funzionare meglio l'Italia, non si discute dell'Italia, tantomeno della sua Costituzione, almeno in questo confronto. Parole che tolgono dal tavolo di trattativa almeno una delle proposte lanciate dal governatore veneto Luca Zaia, quella dello statuto speciale, irrealizzabile senza una modifica della Costituzione. Al termine del suo incontro con i vertici di Eni alla bioraffineria, il Presidente del Consiglio si è trasferito alla sede centrale di Generali a Mogliano per visitare le casette dell'Innovation Park, costruite dalla compagnia assicurativa e dedicate all'innovazione tecnologica, al benessere e alla salute dei dipendenti. E le parole del Premier Gentiloni sono state accolte positivamente dal governatore Zaia. Intanto il sottosegretario Bressa dice che il governo è pronto a trattare con il Veneto sin da subito, ma tutto dipende dalle proposte che arriveranno. Chiaro il riferimento alla richiesta di inserire il Veneto tra le regioni a statuto speciale, ma su questo punto il governatore Zaia è chiaro, si tratta di un'altra partita. Leggo in positivo le parole del Presidente del Consiglio Gentiloni. Non mancheremo di fare la nostra proposta nell'alveo della Costituzione. Il governatore del Veneto Luca Zaia accoglie con soddisfazione l'apertura del Premier Gentiloni oggi in Veneto a proposito della trattativa per l'autonomia dopo il risultato del referendum. Già domani sarò in Consiglio regionale, ha spiegato poi Zaia, per illustrare l'esito del referendum di domenica e presentare il disegno di legge che definisce le 23 materie in cui si sostanzia l'autonomia. Aggiungeremo la richiesta dello statuto speciale che
che non è una provocazione ma una rivendicazione dei veneti ormai da tempo e che ogni regione è autorizzata a chiedere attraverso un DDL di modifica costituzionale. Quello che ora preme di più è la tempistica per la realizzazione del progetto di autonomia. Entro un mese saremo pronti ad aprire la trattativa con il governo sull'autonomia e le maggiori competenze, ha spiegato il governatore. Tempi dunque che il Presidente del Veneto auspica brevi, come aveva detto ieri nel corso della trasmissione 20:10. Penso che il governo, con i dovuti confronti, le dovute riflessioni, potrà firmare l'intesa con il Veneto e dire: noi andiamo a votare, ma prima ci siamo tolti come si può dire, l'impegno con i cittadini del Veneto e quindi firmiamo l'intesa. E di tempistica ha parlato anche il sottosegretario agli affari regionali Gian Claudio Bressa. Il problema dei tempi non è nostro, noi siamo pronti a trattare anche da domani. Dobbiamo avere una legge approvata o deliberata dalla regione, la Lombardia e il Veneto non l'hanno. Nel momento in cui lo fanno siamo disponibili da subito, dipende poi dalle proposte che faranno loro, ha sottolineato Bressa, e sono proprio le richieste avanzate dal governatore Zaia all'indomani del referendum, in primis l'inserimento del Veneto tra le regioni a statuto speciale, a non piacere a Roma. Il Veneto ha la possibilità di chiedere questa particolare autonomia, ma deve chiederla in maniera seria. Fintanto che continua a dire che le materie sono tutte 23 e che chiede i 9 decimi di quello che viene prodotto fiscalmente sul territorio del Veneto, sa di non poterlo ottenere. Ed ora sentiamo l'analisi del costituzionalista Luca Antonini sul percorso avviato dalla Regione Veneto all'indomani dell'esito del referendum. Da un punto di vista costituzionale non c'è alcuna incompatibilità tra quanto previsto dal quesito referendario di domenica e la decisione di Palazzo Balbi di richiedere il riconoscimento del Veneto come regione a statuto speciale. È l'analisi tecnica di Luca Antonini, costituzionalista, che spiega come la Regione Veneto abbia avviato 2 percorsi nel rispetto della Costituzione, uno alla luce del risultato del referendum è rivolto al governo, l'altro diretto al Parlamento. È pienamente legittimo che la Regione, a fronte del risultato del referendum, decida di avviare la trattativa per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, quindi ottenere le competenze in 23 nuove materie e le relative risorse. Indirettamente poi c'è un altro percorso che la Regione, nella propria autonomia, decide di attivare, che è quello previsto dall'articolo 121, secondo comma della Costituzione, che dice che in ogni momento la Regione può, quando lo richiede, presentare un disegno di legge costituzionale alle Camere. La richiesta di inserire il Veneto tra le regioni a statuto speciale rientra nell'alveo costituzionale, spiega Antonini, che poi chiarisce anche su cosa si sia pronunciata la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale si era espressa dicendo che non si poteva fare il referendum sull'autonomia speciale, ma non aveva detto che una regione non può presentare disegni di legge al Parlamento anche in materia costituzionale, anzi ha detto il contrario. Intanto stanno sollevando già un polverone le parole del fotografo Oliviero Toscani, intervenuto questa mattina a Radio Padova. Toscani, che a proposito del referendum ha detto: chi ha votato domenica è la minoranza intellettuale. Un affondo che forse non sorprende poi più di tanto, quello sferrato da Oliviero Toscani, non nuovo ad esternazioni a dir poco discutibili sui veneti, apostrofati non più di 2 anni fa come ubriaconi. Oggi arriva un'altra stoccata rivolta a chi domenica è andato a votare al referendum per l'autonomia. Ed è proprio sul concetto di autonomia che il fotografo intervistato da Radio Padova alla trasmissione Morning Show fa partire la prima frecciata. Autonomia da chi? Da chi dei marziani? Ma secondo lei c'è un rischio che stiamo cercando di unirci proprio per diventare più civili, più tutto, e questa qua è l'autonomia. Ma è quando si parla dell'affluenza che arrivano le considerazioni più pungenti. Guardando ai dati di Milano, in cui il numero dei votanti si è fermato al 26%, Toscani commenta: non a caso è la prima città d'Italia per intelligenza. I contadini che parlano neanche italiano, perché in provincia la gente è isolata, incestuosa, fa tutte queste robe qui e vota queste cagate qua. Ecco, tra un po' gli daremo, io gli toglierei anche il passaporto italiano, che sarà, stiamo parlando di una minoranza. E quando i presentatori sottolineano come non si possa parlare di minoranza di fronte al 57% dell'affluenza in Veneto, Toscani aggiusta a modo suo il tiro. È la minoranza intellettuale, va bene, okay. Diciamo così. Quindi hanno votato i Mona, come si dice in Veneto. Sì, questo qua l'ha detto lei, ma è una verità. Io non avrei detto niente su quei Mona che sono andati a votare, ma hanno chiesto la penso e sono Mona. No, esatto.
Va bene, allora insomma chi non è andato a votare intelligente, chi è andato a Mona? Questo è... Direi di sì. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. Si trovava in Tirolo per l'Erasmus lo studente di Vicenza che ha perso la vita scivolando in un crepaccio sulle Alpi austriache. Tragedia sulle montagne austriache, uno studente di 20 anni di Vicenza è morto precipitando in un burrone, un volo di un'ottantina di metri mentre scendeva in solitaria dal monte Pendling di 1562 metri in località Langkampfen sulle Alpi di Brandenberg. Il corpo di Piercarlo Maria Pinto, iscritto alla facoltà di economia a Padova, socio del CAI di Vicenza, grande appassionato di montagna, è stato rinvenuto in fondo a un crepaccio. Il ventenne si trovava in Tirolo per l'Erasmus, aveva affrontato l'escursione con un amico che però non aveva proseguito con Piercarlo la salita. Di lui più nessuna traccia, sono partite le ricerche, il corpo è stato rinvenuto il giorno seguente, ma ormai per il ventenne vicentino non c'era più nulla da fare. La notizia ha scosso la comunità dell'Università di Padova, lo stesso rettore Rosario Rizzuto si è unito al dolore dei familiari, degli amici e dei compagni di studio di Carlo Maria Pinto. Ed ora l'operazione della Guardia di Finanza di Treviso che ha fatto venire a galla un traffico illecito di rifiuti, principale artefice un imprenditore trevigiano di Mogliano Veneto. Traffico illecito di rifiuti dal Veneto alla Puglia. La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato a piede libero 25 soggetti, tra cui 3 imprenditori che sono stati interdetti per un anno dall'esercizio della loro attività. Si tratta di un broker 55enne di Mogliano, di un 62enne foggiano e di una 37enne di origini romene. Sequestrati in via preventiva 3 siti di stoccaggio non autorizzati, 2 nel Veneziano, a Marghera e Malcontenta, 1 a Casalvecchio di Puglia. Quindi il risultato di cui andiamo a parlare oggi, e cioè un traffico illecito di rifiuti speciali non pericolosi, è un nuovo ambito che non sfugge all'attenzione investigativa della Guardia di Finanza. Sono stati consistenti invii di materiale plastico, in realtà solo fittizi, verso la Slovenia, gestiti dal trevigiano a insospettire i finanzieri, risaliti a un traffico di scarti industriali che sulla carta si giostrava tra Italia, Svizzera e Slovenia. Ma in pratica i rifiuti venivano stoccati in siti non autorizzati tra Veneto e Puglia, privi di garanzie, dove non erano mappati, per poi essere rivenduti a prezzi concorrenziali. 16.000 tonnellate, il tutto eludendo il fisco per 6 milioni di euro e la cosiddetta ecotassa per circa 90.000 euro. Sicuramente la società in provincia di Treviso, che è stata attenzionata durante l'attività di indagine, può essere considerata il vero fulcro dell'attività illecita di una vera e propria associazione criminale. L'imprenditore trevigiano teneva le fila di diverse attività che coinvolgevano tanti altri operatori in tutto il territorio nazionale. E tutto questo in barba alla leale concorrenza. I rifiuti prendevano infine la strada della Germania. Sono rifiuti speciali, non pericolosi. Si tratta più in particolare di materiale plastico, quindi non c'era un vero e proprio pericolo per l'ambiente. Ed ora il crack delle popolari venete, l'associazione Zelino Terzo da Onara è pronta ad acquisire le azioni dei risparmiatori. Ora noi concretamente questa sera lanceremo un'offerta d'acquisto a tutti i 205.000 soci delle 2 banche. Colpo di scena, l'associazione Zelino Terzo da Onara è pronta ad acquistare le azioni degli ex soci gabbati delle 2 banche popolari venete e lo farà a una cifra simbolica, piena di zeri, sentite un po'. Noi le acquisiremo al valore, naturalmente il doppio del valore che valgono, quindi allo 0,0000000000002. Capito? Il principio, giura Patrizio Miatello, è quello dell'unione che fa la forza. In pratica l'idea è quella di raggruppare tutti i titoli in mano a un'unica proprietà per avere più forza sia a livello politico che giuridico che con i liquidatori. Gli ex soci che vendono così non dovranno più sobbarcarsi i costi. Non avranno più problemi di insinuazione al passivo, costituzione di parte civile, andare a destra, a sinistra. Noi abbiamo creato una piattaforma di professionisti dove abbiamo fatto dei contratti. I risparmiatori non devono spendere soldi, devono solo portare a casa i propri risparmi, punto. E i risparmiatori gabbati che avranno venduto le azioni riceveranno il 50% di tutto quello che l'associazione riuscirà a recuperare.
non c'è nessun vincolo, non c'è nessun trucco, noi diamo delle possibilità di unione dei 205.000 soci. Questa operazione non si fermerà alle 2 banche, se andrà bene lo faremo in tutta Italia anche per le altre 4 banche. Tutto viene spiegato questa sera all'Auditorium del Duomo di Montebelluna, dove Patrizio Miatello invita gli ex soci delle 2 popolari a partecipare. È importantissimo, non costa niente, quindi non c'è trucco, non c'è inganno, si chiede solo la partecipazione. Sanità continua il braccio di ferro con la Regione da parte dei medici di base, annunciando una nuova mobilitazione prevista a Padova il prossimo 4 novembre in attesa degli esiti del prossimo incontro regionale previsto per martedì prossimo. Il 4 di novembre ci sarà una manifestazione intersindacale regionale a Padova. In base alle risposte che arriveranno dalla Regione si ribadirà la chiusura degli studi o si sospenderà. La mobilitazione dei medici di base è prevista sabato prossimo 21 davanti al Crown Plaza. L'annuncio dopo l'incontro fiume di questa mattina con la Regione direttamente dal segretario veneto della Federazione dei Medici di Base. Di seguito i punti discussi con i vertici regionali della sanità. Sono impegni a rivedere alcune situazioni sulle case di riposo, sugli ospedali di comunità, cioè sulla residenzialità territoriale, rivedere delle altre direttive mandate sulla guardia medica, riaprire il discorso sull'informatica, quindi sul fascicolo sanitario, sull'informatizzazione della sanità e soprattutto sul discorso delle medicine di gruppo integrate e quindi riprendere il processo che era stato sospeso. Martedì prossimo 31 ottobre nuovo incontro in Regione dopo quello odierno che sembra abbia seminato buoni frutti. L'incontro è stato positivo. Da parte dell'assessore c'è stata un'apertura che sembrerebbe importante. Torniamo alla cronaca, tragico incidente stradale questa mattina a Scaltenigo nel Veneziano con un anziano travolto e ucciso mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La tragedia davanti agli occhi atterriti della figlia. Chiuso per lutto, recita la scritta del negozio. L'incidente non è il primo, qua macchine giornalmente qua. La figlia Mirka dal suo negozio di rosticceria in centro a Scaltenigo ha visto praticamente in diretta la morte del padre 72enne. Si erano appena salutati questa mattina intorno alle 10:15 quando il padre, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, è stato letteralmente falciato e ucciso da un'auto in corsa. Il fatto in via Caltana alle spalle della chiesa. Nell'ultimo periodo qua è diventato abbastanza insostenibile il discorso, perché c'è un passaggio forte che arriva da Santa Maria di Sala a Caltana e un passaggio forte che arriva da Dolo, che attraversa il paese, e principalmente tutti vogliono andare all'autostrada per prendere Padova e Mestre. Dopo l'urto l'automobilista, un 62enne di Santa Maria di Sala, in preda allo shock, ha raccontato di non aver visto il pedone a causa del sole alto che lo ha abbagliato. Così ha travolto e trascinato l'anziano per diversi metri dopo che quest'ultimo ha rotto pure il parabrezza. La gente che viene qua ci racconta che gli incidenti sono frequenti. Agli occhi della figlia è una scena tremenda. Ha visto il padre riverso a terra in una pozza di sangue con una scarpa volata dalla parte opposta della strada dove stava lo zaino. E ora la gente, riunitasi in comitato, chiede seri interventi anche di responsabilità. Penso un paio di settimane abbiamo anche una riunione con il sindaco e anche mi sembra che ci sia anche qualche responsabile della CAV per vedere se si può tentare di risolvere. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco.
Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. 100 anni fa, era il 24 ottobre 1917, la rotta di Caporetto, sconfitta a diventare storica nelle cronache di guerra, così come nel linguaggio di ogni giorno, e che ebbe nel nostro territorio, fronte della Grande Guerra, esiti devastanti. La batosta che genera la frustata di orgoglio, la sconfitta devastante che ridà significato al noi come italiani, definizione che per gli umili fino alla Grande Guerra aveva ben poco contenuto. 100 anni fa, il 24 ottobre 1917, la disfatta di Caporetto, che ebbe esiti drammatici nell'immediato non solo sull'andamento del conflitto ma anche sui territori che quella rotta coinvolse. A Caporetto, affermano gli storici, l'Italia poteva andare in pezzi. Si partì da qui, cioè gli austro-ungarici, i tedeschi partirono da qui, andarono verso Udine, il 28 da Udine partì l'ultimo treno di profughi e si portò sulla linea del Piave, dove ci fu la difesa. L'esercito fu affidato a nuove mani, alle mani di Diaz, del generale Diaz, che riuscì a riorganizzarlo con tutto il paese dietro, perché in quel momento, da quel momento l'Italia resisteva. Ci fu la ripresa del riscatto nazionale, il paese era stanco, era diviso, continuò a essere diviso, ma meno di prima, e soprattutto ci si rese conto che era in pericolo l'unità della nazione. Una nazione che non ne poteva più della guerra e dei suoi comandanti, una nazione che chiedeva basta trincee. La conseguenza diretta di quella rotta nella Marca fu la devastazione. La sinistra Piave, veneziana, trevigiana, l'intero bellunese, parte del vicentino furono devastati, impoveriti. Per quanto riguarda invece la destra Piave trevigiana e l'altopiano di Asiago, il vicentino eccetera, certo dove era a tiro di granate fu tutto distrutto. Vittorio Veneto, finale effettivo della guerra, Caporetto finale possibile se non ci fosse stata la reazione che portò nel 18 alla vittoria. Per molti Vittorio Veneto si spiega proprio con Caporetto, da qui la necessità di cercare di insegnare dai diversi punti di vista quella pagina di storia di 100 anni fa. Sarebbe bene che a scuola glielo insegnassero, almeno gli raccomandassero di informarsi, soprattutto qui da noi, perché questo fu il nostro campo di battaglia. Con queste immagini, con questo monito si chiude questa edizione dei nostri telegiornali. Vi lascio le previsioni meteo, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni, sarà dunque un'altra giornata soleggiata. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto alta pressione in deciso rinforzo, splendida giornata di sole e tempo stabile ovunque con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Le temperature massime saranno attese sui 16-20 gradi, valori minimi previsti sui 5-10 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche qui sarà un'altra giornata all'insegna del sole prevalente, un po' di nubi sparse qua e là, ma del tutto innocue. Le temperature massime sono attese sui 17-19 gradi, valori minimi previsti sui 6-7 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige, tanto sole e bel tempo ovunque, salvo poche nubi sparse e qualche addensamento sulle Alpi di confine. Le temperature sono in generale aumento con massime sui 22-26 gradi, valori minimi attesi sui 4-6 gradi circa. Il mare sarà quasi calmo, localmente calmo nella laguna di Venezia, i venti deboli settentrionali sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.